Ottava e penultima dall'Arcoveggio. Sono andati in archivio i Gran Premi Italia maschi e femmine, ora tocca il premio Mario Rivara. Il ricordo di una grandissima personalità ippica. Si va con un miglio per anziani di categoria AB, in 8 dietro le ali della macchina. 1 Vorra alla Torre, Edoardo Baldi, 2 Bambina, Andrea Farolfi, 3 General Bianco, Roberto Vecchione, 4 Synergy, Alessandro Gocciodoro, 5 If I Tell You, Federico Esposito, 6 Alissa Trio, Marco Stefani, seconda fila 7 Conan PVP dell'Annunziata, 8 Ziguli dei Greppi, Antonio Di Nardo. Autostart che inizia ad accelerare lungo la curva di sinistra, entra in retta, si ritrae Alissa Trio e si parte con la velocità da parte di General Bianco, che assume in breve l'iniziativa su Borra la Torre, si presenta al largo Synergy e ottiene strada spesa 0. Nel bocco della prima curva Synergy che passa nei confronti di General Bianco, mentre ha numero avuto 5, qualche problema il If I Tell You, You, squalificato. che finisce a tabellone. 15-3 per i primi 200 metri di corsa, con i quali Synergy ha preso la testa. Bambin avanza allo scoperto trascinandosi Conan OP, terza pariglia per Ziguli dei Greppi, e i primi 400 metri di Synergy se ne vanno in 34, con l'americano di Alessandro Gocciadoro che continua a graduare il ritmo. Bambin risale allo scoperto senza però far accelerare il leader, che viene al passaggio davanti alle tribune, comodissimo al comando. Secondo la corda è sempre General Bianco, mentre in scia Bambin c'è Conan OP. Davanti alle tribune una frazione svelta in 14-2, segno che Bambin prova a mettere pressione ora a Synergy, il quale replica aumentando la cadenza al comando. Ancora una frazione veloce, addirittura in 14-1 per la curva di destra, 1:14.7 il primo chilometro. È in vantaggio Synergy, Bambin che sbaglia e lo lascia al comando, si riprende però al volo Bambin, che prova a ritornare su Synergy, che ha fatto una frazione in 13.7 la 1:28 e 3/4 di miglio. Synergy in vantaggio, lo segue sempre General Bianco, di fuori Bambin, poi Conan OP e Ziguli dei Greppi. La retta arrivo con Synergy che ha fatto 14,5, significa che ha affievolito un po' l'azione. Bambin che ritorna sul passo, General Bianco che è chiuso lì, Bambin che insiste all'attacco di Synergy e sta passando Bambin, che batte Synergy al terzo posto. General Bianco 29-1 a chiudere dopo un 27-7 di là, 1:13 ragguaglio cronometrico. Fa un vero e proprio numero ancora una volta Bambin. Andrea Farolfi per Mauro Baroncini, i colori della scuderia Elite Horse, il 6 anni da Nesta F, che continua a volare, questa volta tutta strada di fuori nei confronti di Synergy. Un'incertezza sulla retta opposta alle tribune che gli ha fatto perdere non meno di 2 lunghezze e per la quale suona il giallo della giuria. La vittoria sul palo è meritatissima per Bambin, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, la scuderia Elite Horse. Attenzione, la giuria, prima di confermare l'ordine d'arrivo, si riserva di visionare il filmato della corsa.